Le famiglie, in un qualche modo, quel percorso che facciamo, ma è anche, come dire, il percorso di prevenzione che adesso cominciamo a fare, sono quelli di cercare di identificare i segnali. Usciva tutte le sere con gli amici e magari era anche motivo di conflitto con i genitori, ma come vai sempre fuori? Improvvisamente o quasi improvvisamente non esce più. C'era entusiasmo nell'andare a fare quella roba lì perché ma sembra come dire che ti interessi solo quella roba lì, improvvisamente telefonate continue magari con qualche ragazzina o con qualche ragazzo eccetera, improvvisamente il telefono non suona più, tutto il giorno sul cellulare, improvvisamente questa cosa non c'è più. È chiaro che ovviamente questo poi nel momento in cui ha delle ripercussioni più cliniche cominciano a non mangiare, cominciano in un qualche modo a non dormire e poi il ritiro è di conseguenza, non vanno più a scuola e non frequentano più, diciamo, tutta quella parte di socializzazione che invece è vitale per la crescita. Quindi i segnali ci sono. Non dobbiamo fare allarmismo perché, come dire, a volte possono essere anche momentanei, temporanei, però insomma è un campanello d'allarme, sì. E su questo il genitore in un qualche modo si deve un po' attivare, non abbia paura perché quello che poi in un qualche modo rende più difficile è domandare, ma cosa è successo, ma credo che bisogna, è un po' come con i bambini piccoli, no? Se devono imparare a camminare, tu li tieni per mano prima, poi li devi mollare e cadono, non è che vai, la prima volta vai a prenderli su, ma poi se si rialzano da soli si devono rialzare, quindi è come se bisognasse osservarli un po' a distanza, ogni tanto avvicinarsi e dire ma hai bisogno, ti vedo in difficoltà, c'è qualcosa, dimmi sai sono qua, oppure insomma cercare in un qualche modo di essergli vicino ma non in maniera invasiva. Quando la situazione diventa però molto, come dire, pesante e anche molto chiara, bisogna avere il coraggio, genitore, di dire no, basta, adesso prendo io la situazione in mano e quindi o ti accompagno ai servizi o se questo si è ritirato adesso io sappi che in qualche modo mi farò aiutare per darti una mano, cioè bisogna avere il coraggio di far vedere che non si accetta supinamente questa cosa qui, perché è una cosa che non fa bene a lui. Non è che sia, come dire, una vergogna per la famiglia, non fa bene al ragazzo perché non gli consente di riprendere la sua crescita. Sono più i maschi, forse un po' per quell'elemento che dicevamo prima della prestazione, di legare molto, però ormai diciamo che anche quell'aspetto lì non è che sia indifferente, diciamo, alle ragazze e quindi in qualche modo i dati si stanno anche un po' livellando. Le tematiche per le ragazze sono, diciamo, anche legate a situazioni più del corpo, più legate appunto a essere state dal loro punto di vista un po' denigrate da un punto di vista estetico o da un punto di vista, insomma, l'aspetto del corpo pesa di più sulle ragazze, ma non per questo, non è che per i ragazzi non sono indifferenti a questo aspetto qua, perché è chiaro che nella crescita adolescenziale uno degli elementi principali riguarda proprio, diciamo, l'aspetto corporeo, quindi una ragazza ferita da un punto di vista, diciamo, di verbalizzazioni scorrette, maleducate, a volte anche offensive, può incidere di più rispetto a un ragazzo che magari reagisce anche con una quota magari di aggressività e di rabbia. Ma questi ragazzi qua no, perché hanno di fondo quella fragilità che non gli consente molto spesso di venire a patti con la loro rabbia. Spesso sono ragazzi che in qualche modo sono sempre stati bravissimi, come educatissimi, eccetera. Forse qualche volta però avrebbero dovuto anche manifestare il loro dissenso, ecco, con forme, come dire, magari contenute, ma almeno manifestarlo, mentre sembra che vada tutto bene.